Ciao napoletani, benvenuti sul canale del nostro amato club. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità. Grazie. Forza Napoli sempre. Dobbiamo celebrare un capolavoro, uno dei più grandi della storia dell'Atalanta, con voi in panchina. Raccontateci l'emozione di questa serata così speciale, non solo per l'Atalanta, ma per tutto il calcio italiano. Grazie mille. Sì, perché questa è una partita che passerà alla storia, non solo qui a Bergamo, per tutti i tifosi bergamaschi e atalantini, ma anche per la storia del calcio italiano. Abbiamo realizzato una rimonta che rimarrà impressa nella storia del calcio. Siamo molto felici. Voglio ringraziare tutti i miei giocatori, uno a uno, quelli in campo, quelli in panchina, quelli fuori, il mio staff tecnico, la società, il presidente Antonio Percassi, Luca, il direttore D'Amico e, soprattutto, voglio ringraziare i tifosi. I 23.000 che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine oggi hanno creato qualcosa di unico nel nostro stadio. È stata probabilmente la partita più bella da quando sono allenatore e rimarrà per sempre nella mia memoria. Questa società merita questa soddisfazione. Abbiamo scherzato sulla Mission Impossible, ma ce l'avete fatta davvero. Siete la terza squadra italiana, dopo Juventus e Roma, a ribaltare uno svantaggio di almeno 2 gol in Europa. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile, ma non impossibile, perché l'andata ci aveva già mostrato che stavamo perdendo fin dal primo minuto, quindi il compito è diventato ancora più arduo. Inoltre, ci sono stati alcuni errori tecnici nella gara d'andata. Abbiamo studiato i nostri avversari, come è giusto che sia, e sapevamo di poter competere. È stato difficile ribaltare il risultato, ma giocare in casa, davanti ai nostri tifosi, dopo la rimonta contro il Napoli, credo sia stata la chiave. Abbiamo affrontato questa partita con molta energia, con molta positività. L'ho visto negli occhi dei giocatori e voglio ringraziarli, perché lo spirito era fantastico. È quello che ha dimostrato anche Krstovic. Sull'ultimo pallone in gioco ha dato tutto se stesso, con tutto il coraggio necessario per subire un rigore e tirare. È un segnale molto importante. È il DNA dell'Atalanta. Vi siete sorpresi all'andata e oggi avete sorpreso il Dortmund. Dal punto di vista tattico, che lavoro è stato fatto tra le due partite? Quello che dici è vero, perché certamente non abbiamo giocato bene all'andata e abbiamo subito molti gol. Siamo stati un po' timidi. Ma abbiamo studiato i nostri avversari. L'obiettivo era studiarli e poi preparare la partita come volevamo. Volevamo molti attacchi profondi, molti cambi di gioco da una parte all'altra, giocare bene tecnicamente e cercare di attaccarli con forza in attacco, soprattutto il portiere. Voglio sottolineare cosa ha fatto Gianluca nel primo tempo e cosa ha fatto Krstovic nel quarto gol. È andato a pressare il portiere, che per loro è un difensore in più. Quindi tutto parte da lì. Gli attaccanti sono i primi difensori. Stasera avete fatto cambiare idea a chi aveva già preparato un de profundis del calcio italiano. Cosa ne pensi del valore della nostra mossa dopo una serata come quella? Per quanto riguarda il calcio italiano, ho sentito molti commenti, alcuni non proprio piacevoli, sia su di noi che sulle squadre italiane. Credo che il calcio italiano vada un po' protetto e tutelato, soprattutto internamente. Siamo molto critici quando le cose non vanno bene. Dobbiamo essere un po' più costruttivi, un po' più positivi, e lo abbiamo dimostrato stasera. Probabilmente nessuno credeva in noi stasera, ed è esattamente quello che ho detto alla squadra. Questa rimonta è stata una grande impresa, per cambiare l'opinione di tutti coloro che non credevano in noi. In una serata memorabile, il tuo capolavoro sembra essere stato il quarto d'ora dopo il gol di Adeyemi. Loro pressavano, ma sei riuscito a difendere senza arrenderti, fino al rigore nel recupero. Come hai gestito la situazione? Dalla panchina, in quel momento, non potevo fare nulla perché i ragazzi facevano tutto. È la mentalità che si è creata, è la maturità, è la consapevolezza. 1 mese e mezzo fa, probabilmente avremmo perso questa partita. Ora siamo maturati, capiamo i momenti della partita, quando difendere, quando arretrare, quando leggere le situazioni. Siamo maturati molto e poi ne siamo usciti vittoriosi. Non mi piace difendere, soprattutto arretrare. Mi piace difendere pressando, attaccando gli avversari, cercando di recuperare palla il più vicino possibile alla porta avversaria, come è successo anche in questo caso con l'ultimo gol. La squadra sa farlo alla perfezione, quindi siamo davvero in sintonia sotto questo aspetto.
In quei minuti finali hanno fatto tutto il possibile, con grande qualità, con grinta, con cuore, con intelligenza, con astuzia. C'erano tutti. Voglio ringraziare ognuno di loro. Hanno fatto qualcosa di indimenticabile e meritano questa soddisfazione. Qual è la tua opinione, napolista? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza!